Notte tragica sul fronte degli incidenti stradali in provincia di Padova, pesantissimo il bilancio, 2 giovani vittime e 5 feriti tra Cittadella e Borgoricco, e a San Stino nel Veneziano 64enne muore a 10 ore da un sinistro con lo scooter. Ennesimo infortunio nella Marca trevigiana, scoppio in una fabbrica di lucidature metalli a Crocetta del Montello, 2 operai ustionati gravemente. È una persecuzione inquietante lo sfogo dell'ex magistrato Cecilia Carreri dopo lo stop definitivo al reintegro per la donna che nel 2002 si oppose all'archiviazione della prima inchiesta sul BPV e sul suo presidente Zonin. Documenti medici falsificati per consentire ad automobilisti di rientrare in possesso della patente, un chimico dipendente dell'Università di Padova indagato. A Venezia un incontro sul mondo delle carceri e il patriarca Moraglia dice la riabilitazione è un percorso che non può essere ridotto a facili buonismi. Anche la canapa light pericolosa, secondo il Consiglio Superiore della Sanità che ne sconsiglia la vendita. Un negoziante di Treviso dice siamo tranquilli, aspettiamo una regolamentazione. Il trevigiano Marco Pistolesi si è aggiudicato il titolo italiano di paracadutismo in tuta alare. Il volo, dice, mi è entrato nell'anima, impossibile lasciarlo. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati con la prima edizione dei nostri telegiornali e purtroppo in primo piano la cronaca e ancora una volta la tragedia senza fine degli incidenti stradali nel Veneto, 2 nella notte a poche ore di distanza l'uno dall'altro nella Padovano a Cittadella e Borgoricco e un bilancio pesantissimo. 2 morti e 5 feriti, è un bilancio drammatico e gravissimo quello degli incidenti stradali che si sono verificati nella notte in provincia di Padova. Il primo grave incidente attorno alle 3. 2 automobili si sono scontrate all'incrocio tra via Cornara e Gaffarello a Borgoricco, finendo in un fossato che si trova in comune di Santa Maria di Sala. I vigili del fuoco di Padova con i volontari di Santa Giustina hanno estratto i 2 automobilisti. Grave un 60enne di Borgoricco, stabilizzato dal personale del SUEM 118 e trasportato d'urgenza in ospedale. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, invece, per un 29enne romeno residente a Villa del Conte non c'è stato nulla da fare. Il giovane ha perso la vita. Ancora più pesante il bilancio di un secondo incidente stradale avvenuto circa 20 minuti dopo a Cittadella, in località Santa Croce Bigolina, dove un'auto con 5 giovani a bordo è uscita di strada. 4 sono rimasti feriti in modo grave, un quinto invece non ce l'ha fatta. I tentativi di soccorso dei sanitari, sul posto sono arrivate ambulanze da Cittadella, Fontaniva e Bassano, sono stati purtroppo vani. E nella serata di ieri a Mestre un 64enne che 10 ore prima era rimasto vittima di un incidente in sella al suo scooter contro un'auto, purtroppo non ce l'ha fatta. Ci racconta quanto accaduto al telefono la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Mestre, purtroppo non ce l'ha fatta Giampaolo Presotto, il 64enne di Biverone che era ricoverato all'ospedale All'Angelo e dove l'avevano trasportato in seguito all'incidente in scooter giovedì scorso avvenuto nella frazione di San Stino dove risiedeva e dove c'era anche il suo negozio di ferramenta ed elettrodomestici. L'impatto è avvenuto proprio a poche centinaia di metri dalla sua attività, uno scontro contro l'auto condotta da un 35enne del posto. Presotto sarebbe stato sbalzato via dal mezzo che conduceva finendo sul lato della strada e i primi soccorsi li ha ricevuti da un volontario della Croce Bianca di San Stino e poi come detto il trasporto in elicottero all'ospedale di Mestre fino al tragico epilogo di venerdì. A dare l'annuncio della scomparsa la moglie e i figli, attorno a loro si è stretta l'intera comunità di Biverone che conosceva bene Giampaolo, anche per via del negozio e dei lavori svolti come elettricista che da sempre l'avevano impegnato, oltre alla gestione dei terreni di cui si era sempre occupato. Era molto stimato e conosciuto come un grande lavoratore. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Dalle tragedie sulle strade ai drammi sul lavoro, un altro fronte davvero preoccupante in Veneto. Un poco più di un'ora fa a Crocetta del Montello uno scoppio, un incendio scoppiato in una fabbrica di lucidatura metalli a Crocetta del Montello nella Marca trevigiana. Ci sono 2 operai ustionati gravemente. Sta seguendo questa vicenda, questo fatto Daniela Sizzia, allora ci colleghiamo in diretta telefonica con lei. Daniela. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Infatti, come hai detto tu, è di circa un'ora fa questo gravissimo infortunio sul lavoro è accaduto
nel Trevigiano ed esattamente a Crocetta del Montello, un'esplosione in una ditta di lucidatura metalli che si trova in via degli Artigiani, la zona industriale di Crocetta. Un boato che è stato sentito a chilometri di distanza, paura quindi anche tra i cittadini. 2 operai sono rimasti feriti e sono stati trasportati subito in ospedale, entrambi gravemente ustionati. Sono stati trasportati con l'elicottero del SUAME 118 al centro grandi ustioni di Padova. Il grave incidente è accaduto intorno alle 10:30, la ditta gestita da un cittadino cinese e della stessa nazionalità sono i 2 dipendenti rimasti feriti. Si tratta di 2 uomini di 35 anni uno e il più giovane di 26 anni. Avrebbero ustioni in gran parte del corpo. Secondo una prima ricostruzione, i 2 operai regolari e residenti nella zona stavano smaltando alcuni metalli all'interno proprio della ditta quando è avvenuta l'esplosione. A dare l'allarme proprio il titolare, che ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate oltre che gli uomini del SUE ma anche diverse squadre dei vigili del fuoco ed ovviamente gli uomini dello Spisal che stanno accertando in questo momento la dinamica del grave infortunio. Da Crocetta del Montello è tutto, la linea a te Nicola. Grazie a Daniela Sizia. Lasciamo per un attimo la cronaca ora per parlare di 2 vicende diverse, parliamo di magistrati e partiamo con lo sfogo, la rabbia che in questi giorni sta portando all'attenzione generale l'ex magistrato Cecilia Carreri. Lo sappiamo, l'abbiamo raccontato anche ieri, dopo lo stop definitivo del CSM al suo reintegro come magistrato, lei che da giudice delle indagini preliminari nel 2002 si oppose all'archiviazione della prima inchiesta su BPV e quindi anche del suo presidente Gianni Zonin, parla di una persecuzione inquietante. Quel nastro nero su Facebook è un grido che alimenta la polemica. Cecilia Carreri è un futuro da ex magistrato perché il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato lo stop definitivo alla sua domanda di rientrare in servizio. Lei che da giudice per le indagini preliminari nel 2002 si oppose all'archiviazione della prima inchiesta su Banca Popolare di Vicenza e sul suo presidente Gianni Zonin, come racconta in questa nostra intervista telefonica. Già allora si vedeva una situazione molto compromessa e illegale, di gestione illegale di questa banca. Io ho chiesto l'imputazione coatto, ho chiesto il processo, il mio provvedimento ha fatto molto discutere già allora e mi ha creato subito delle difficoltà, anche perché la procura voleva archiviare tutto. Diciamo che da quel momento in poi è iniziato un calvario per me incredibile. Quando io ho respinto l'archiviazione sul fascicolo a carico del presidente Gianni Zonin della Banca Popolare di Vicenza, c'è stata una reazione feroce quella volta contro di me. Già allora io sono rimasta sola, ho avuto tutta la città contro e anche la banca e persino la magistratura. Penso che quel gesto mi abbia creato tanti nemici. Nel 2008 le dimissioni in un momento travagliato della sua vita, poi la richiesta di reintegro. Ho dato le dimissioni, ma è stato un momento molto travagliato perché poi le ho revocate più volte ed è questo il tema della discussione, e cioè che in realtà le dimissioni sono state revocate, cioè la volontà, diciamo, mia era chiara e molto evidente di restare in servizio. Niente da fare, il CSM dice no, motivazioni segretate e lei attacca. Sono anni che subisco una specie di persecuzione e anche questa decisione in questi giorni del CSM mi ha molto amareggiato perché c'è una specie di accanimento che dura da tanti anni e che per me considero esagerato e comunque molto inquietante. Nastro nero su Facebook perché si considera triturata da meccanismi che vanno al di là delle aule di giustizia. Io chiedo soltanto di lavorare, mi sono messa a disposizione di entrare in servizio, al servizio del cittadino, della giustizia, di rientrare a lavorare, quindi è una domanda, diciamo, legittima. E poi un altro magistrato, una storia completamente diversa, Alfonso Sabella, magistrato che è tuttora in attività a Napoli ma che a lungo è stato nel pool di Giancarlo Caselli alla procura antimafia di Palermo, cacciatore di mafiosi, ne ha catturati parecchi anche di molto importanti
e in questi giorni della Marca ospita del Lions Club di Montebelluna per parlare proprio di mafie in Veneto, per parlare della sua esperienza. Ieri sera era a 20:10, ospite di 20:10, abbiamo parlato ovviamente di mafie in Veneto, ma anche di tanti altri temi da uomo di legge, non ultimo il caso del censimento dei Rom. Il censimento dei Rom credo che sia assolutamente contrario alla nostra Carta Costituzionale. Lapidario e schietto, l'uomo di legge, il magistrato e quell'annuncio che non va giù. Alfonso Sabella ieri sera a 20:10, un nome che la mafia conosce bene come nemico da temere, vicino per anni a Giovanni Falcone, poi a Palermo nel pool di Giancarlo Caselli, cacciatore di mafiosi. Ne ha fatte restare a decine, compresi i più pericolosi, dalle Luca Bagarella a Pasquale Contrera, fino a quel Giovanni Brusca che aveva fatto saltare in aria proprio Falcone. Uomo di legge e di ordine, per questo dice no al censimento dei Rom, no a proclami sterili, ma sì all'azione di controllo. Attenzione però, questo non significa che noi dobbiamo tollerare in questo paese le sacche di illegalità, quindi, come il campo Rom, come un insediamento abusivo, questo non significa che lo Stato le deve tollerare, non significa che dobbiamo tollerare i roghi tossici per esempio che in molti campi Rom ci sono, ma tutto questo va fatto con quelli che sono gli strumenti della legge, e ce l'abbiamo, non c'è bisogno. Il problema è forse non abbiamo delle forze sufficienti per farlo, non abbiamo avuto una particolare volontà politica a farlo, non abbiamo avuto il coraggio di adottare certe iniziative, però probabilmente ci sono delle iniziative che a norma di legge, senza fare pulizie etniche, con il rispetto dei diritti e della dignità dell'individuo, che si possono mettere in campo tranquillamente. Sono giorni in cui la polemica Salvini-Saviano sulle scorte tiene banco, e lui, magistrato in prima linea che dopo Palermo si occupò da assessore della legalità del caso Ostia e della mafia a Roma, rivela: ho subito per troppi anni la scorta e non ne voglio più non voglio più avere a che fare con la scorta, perché al di là del rapporto personale che ho instaurato con questi ragazzi straordinario, bellissimo e tutte le cose, però per me è stata una limitazione fortissima della mia vita. Sono perfettamente consapevole che il 90% delle scorte che oggi ci sono in Italia sono perfettamente inutili. Dico, io preferisco, siccome la scorta per me non è stato uno status symbol, non è stato l'autista gratis, ma è stata una grandissima sofferenza, ho sempre cercato di evitarlo. Legittima difesa? La legge va bene così, dice, perché non ci può essere il Far West, piuttosto sarebbe meglio inasprire le pene per i furti e le rapine in casa. E poi torna a parlare di quella piovra che ha combattuto per anni, spesso vincendo. Attenti, dice, i tentacoli in Veneto sono ben radicati, e non può nascondere la delusione per uno Stato che non sembra più così attento né così forte come ai tempi in cui sfidò a viso aperto i corleonesi. Negli ultimi programmi di governo, contratti, così, la mafia è sempre molto marginalizzata. Se ne è parlato quasi nulla, diciamo. Non se ne parla quasi nulla, come se fosse un fenomeno distrutto. In Sicilia forse sì, forse Cosa Nostra non è più quella grande organizzazione criminale, forse la più grande organizzazione criminale che c'era negli anni 80 e negli anni 90, sicuramente è stata ridotta di gran lunga come potenza militare, ma attenzione, perché se questi hanno una grandissima capacità di riorganizzarsi, di rigenerarsi, non bisogna veramente mai abbassare la guardia. Torniamo alla cronaca adesso con il dipendente dell'Università di Padova, un chimico che è indagato con l'accusa di aver falsificato alcuni test per la patente. Perquisito su ordine della Procura l'Istituto di Medicina Legale. I poliziotti inviati da ben 3 magistrati hanno cercato indizi relativi a una denuncia presentata dalla stessa direzione dell'ente su presunti documenti medici falsificati per permettere a tossicodipendenti o alcolizzati di riavere alla svelta di nuovo la patente, in violazione delle severe norme che impongono una riabilitazione completa prima di rimettersi alla guida. Indagato un chimico addetto alla valutazione dei reperti organici, dipendente dell'università e associato all'Istituto di Medicina Legale. Perquisita anche la sua abitazione, sequestrati personal computer, supporti informatici, tabelle, documenti e anche reperti biologici. I casi accertati sarebbero 2. Si indaga per falso ideologico, ma qualora si scoprisse che l'addetto avesse modificato i valori per denaro, l'accusa sarebbe di corruzione. Ed ora il bilancio della Guardia di Finanza di Treviso nel 2017 e nei primi 5 mesi del 2018 con l'altra faccia della marca trevigiana che viene svelata. 169,17 e poi 70, 66, 320, 77. Non sono numeri da giocare, tutt'altro. Qui non si vince nulla, anzi qui si perde. Ci perde lo Stato e quindi ci perde il cittadino. Sono i numeri dell'evasione fiscale, delle irregolarità nel mercato del lavoro, dello spreco e degli illeciti nella spesa pubblica.
I numeri messi nero su bianco dalla Guardia di Finanza di Treviso nel giorno in cui celebra il 244esimo anniversario della fondazione del Corpo. Ma come sempre accade per le Fiamme Gialle, la festa lascia subito lo spazio a un bilancio di attività che nel 2017 e nei primi mesi del 2018 ha visto confermare la piaga, o meglio, le piaghe. Scoperti 169 evasori totali che hanno sottratto al fisco 17,2 milioni di euro. 254 le indagini che hanno portato a 257 denunce e 10 arresti per reati fiscali. Sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per 2 milioni e chiesto il sequestro per altri 120 milioni per frodi fiscali. Nessun settore immune, dalla ristorazione all'edilizia al commercio. Un reato legato spesso a doppio filo con l'uso di lavoratori irregolari o in nero. 372 quelli scoperti, più di uno al giorno, con 70 imprenditori denunciati. E ancora, gli illeciti pubblici. 66 persone segnalate alla Procura della Corte dei Conti, con le Fiamme Gialle impegnate a chiedere per questi il sequestro di patrimoni illeciti per 3,3 milioni. E come dimenticare i furbetti del ticket sanitario, 70 quelli scoperti, altri 14 soggetti denunciati per aver ottenuto illecitamente prestazioni sociali agevolate. E che lo spettro infine della criminalità organizzata sia molto concreto lo testimoniano i 600.000 euro di beni sottratti alle mafie, con sequestri proposti per altri 3,3 milioni che hanno coinvolto 34 persone e 5 persone giuridiche. Mentre la lotta al riciclaggio di denaro sporco ha portato alla denuncia di 17 persone riferite a 1,2 milioni di euro. Cifre che colpiscono come proiettili il corpo sano dell'economia della Marca, ferendolo e spesso uccidendolo. È per questo che l'impegno delle Fiamme Gialle continua senza sosta. Ancora dalla Marca con la cronaca di un migrante che si è dato all'accattonaggio e controllato dai vigili, ne ha picchiati 2 durante un controllo a Treviso, è stato poi arrestato. Chiedeva l'elemosina davanti al supermercato di Fiera. Una pattuglia della polizia municipale lo ha notato e si è avvicinata per un controllo. L'uomo, un nigeriano di 24 anni, prima ha tentato di fuggire, poi si è scagliato contro i vigili urbani aggredendoli e picchiandoli. Il giovane è stato immobilizzato ed arrestato. Il 24enne era entrato in Italia come richiedente asilo, ma dopo la negazione dello status aveva presentato ricorso. Era in attesa della decisione. Senza fissa dimora girava tutti i giorni nel parcheggio del supermercato chiedendo l'elemosina ed infastidendo i clienti. I vigili rimasti feriti sono stati medicati in pronto soccorso ed ora dovranno trascorrere qualche giorno a casa. Il 24enne portato in caserma in via Castello d'Amore è in attesa del processo per direttissima che dovrebbe tenersi nelle prossime ore. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, prima edizione del nostro telegiornale. La riabilitazione e il perdono formano un percorso che non può essere ridotto a facili buonismi. Lo ha detto in un convegno riguardante proprio il mondo delle carceri il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Molte volte anche il tirare in ballo il verbo perdonare in modo non opportuno credo che sia molto negativo per chi anche poi arriva a fatica a dare il perdono. Il tema del perdono di chi si è macchiato di gravi crimini non deve essere banalizzato o ridotto a facili buonismi, secondo il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, intervenuto a una tavola rotonda sulla riabilitazione dei detenuti a Palazzo Labia. Il dibattito, che prende spunto dal libro di Angela Trentini La speranza oltre le sbarre, vede la partecipazione tra i relatori del direttore delle emittenti del gruppo Media Nord-Est Luigi Bacialli. Nei confronti dei detenuti lo Stato ha il dovere di rimanere aperto a una possibilità di riabilitazione, puntualizza il patriarca, ma garantendo prima di tutto le vittime e il fatto che le pene eseguite siano educative nei confronti della società. Tra i casi citati anche quello di Michele Fusaro, omicida nel 2007 della 42enne di Castelfranco Iole Tassitani, che potrà a breve uscire dal carcere per i primi permessi dopo appena 10 anni. È inaccettabile che di fronte a crimini efferati, non parliamo solo dei 40 omicidi o dei 100 omicidi che sono citati in questo libro e attribuiti o riconosciuti da imputati colpevoli, ma anche quell'altro caso in cui dopo 12 anni esce dal carcere una persona che si è macchiata di un crimine
nei confronti di una giovane donna, e immagino che i genitori siano ancora vivi e vivranno in modo drammatico il fatto che dopo 10-12 anni questa persona sia libera. Occorre saper distinguere, esorta il patriarca, tra il vero pentimento, frutto di un percorso interiore lungo e travagliato, e il pentitismo, che può essere anche una semplice strategia processuale per non pagare fino in fondo il proprio debito. C'è una società che ti interpella ulteriormente, e se tu reciti il discorso del pentitismo, certamente puoi anche esprimerlo esteriormente e puoi anche essere ingenuamente creduto, però dentro di te hai un'altra grande sconfitta. Sta facendo discutere in questi giorni il parere espresso dal Consiglio Superiore della Sanità a proposito della canapa light, che non dovrebbe essere venduta secondo il Consiglio Superiore della Sanità, perché anche a concentrazioni basse potrebbe essere pericolosa. Noi siamo andati in un negozio, ce ne sono diversi nel Veneto, che vendono questi prodotti ovviamente legalmente, e abbiamo sentito il parere di chi vende questi prodotti. Sentiamo. La cannabis light potrebbe essere pericolosa, così si è espresso il Consiglio Superiore della Sanità, mettendo di fatto a rischio la vendita della canapa con un bassissimo contenuto di THC. Ma nel negozio Moxa di via San Francesco a Treviso, che ha aperto i battenti da pochi mesi, nessuna preoccupazione. Si è espresso, per cui ha detto un parere, hanno detto potrebbe essere dannosa, ma ciò non toglie che non dicano che non lo è. Qui il target di clienti va dai 30 agli 80 anni, la vendita è solo di prodotti ad uso tecnico, cioè non vi è alcun utilizzo. Ad oggi la cannabis light non è regolamentata, possiamo venderla come oggetti ad uso tecnico, per cui non c'è nessuna assunzione, quindi diciamo non può essere dannosa. Ora, di fronte al parere del Consiglio Superiore della Sanità, i gestori dei negozi di cannabis light attendono una regolamentazione. Attendiamo anche noi che ci sia una legge che regolamenta tutto quanto. E come accade spesso di fronte a certe tematiche, anche i cittadini si dividono. Lo trovo molto più efficace di tante altre cose chimiche che si danno. Tutta onestà, io sono assolutamente favorevole. La provo per dei dolori alla mal di testa cervicali, dormo bene, mi rilassa e quindi sono favorevole. Credo che il parere debba essere dato dai medici, che sono i competenti in materia, non sull'onda di liberalizziamo tutto, proibiamo tutto. Cioè, mi affiderei ai medici, alla scienza. A Montebelluna tutto pronto per il 30° raduno nazionale degli artiglieri. 30° raduno nazionale dell'Associazione Artiglieri, la sfilata domenica a Montebelluna, una giornata colma di emozioni e di ricordi, ma anche di racconti di quanto è avvenuto e che non può e non deve essere dimenticato. Abbiamo individuato in Montebelluna una località che è stata particolarmente importante dal punto di vista della battaglia del Solstizio, che come sappiamo è stata combattuta del giugno del 1918 e in questi giorni esattamente dal 15 al 23, e quindi Montebelluna e le località intorno erano state tutte quante interessate alla battaglia. Saranno presenti circa 4.500 artiglieri, poi le numerose autorità e sindaci di molti comuni coinvolti e i diversi rappresentanti stranieri, perché questo è un raduno a carattere internazionale. Un raduno a carattere internazionale perché questa battaglia non è stato soltanto uno scontro tra italiani e austro-ungarici, ma dalla parte nostra avevamo il supporto di truppe francesi e inglesi, e ovviamente anche tra gli avversari c'erano austro-ungarici ma anche truppe tedesche. Nello spirito di amicizia che esso si è poi ricreato nel corso dei decenni, ma anche per ricordare i caduti di ambo le parti, sono stati invitati i rappresentanti di artiglieria di ciascuno dei paesi. Raduni come questi sono importanti anche per le nuove generazioni. È importante educare le giovani generazioni a quello che è stato il sacrificio di tanti militari che come noi hanno servito in passato la patria e hanno onorato il servizio. Da parte nostra anche noi cerchiamo di onorare ogni giorno quello che è la patria.
L'associazione artigliere ha voluto coinvolgere in questo raduno anche i più piccoli. Ci siamo rivolti alle scuole e in particolare c'è stata una scuola, scuola Bertolini, che ha fatto fare a 2 classi della scuola, hanno fatto fare delle ricerche, hanno fatto dei tabelloni, hanno fatto degli elaborati scritti eccetera, e quindi domani sera li premieremo anche davanti a tutte. 1918 con il sacrificio nella gloria, con la storia nella vita 2018. Domenica sfileranno gli artiglieri in una giornata piena di emozioni. Lo sport davvero particolare, la sua specialità è il volo, ma è un volo singolare, particolare perché con il paracadute in tutelare. Lui è trevigiano ed è il campione italiano. Si lanciano da un aereo che vola a 4.000 metri di altezza, sono i piloti di tutelare ed è trevigiano, il campione italiano. Si tratta di Marco Pistolesi, che si è aggiudicato il titolo in una competizione alcuni giorni fa, dove oltre ai 12 atleti italiani hanno partecipato anche i più illustri nomi del paracadutismo alare mondiale. In tutto 38 concorrenti in una competizione mozzafiato. Quando viene chiesto a Marco cosa prova a volare, risponde così. Sono circa 15 anni che cerco le parole per descriverlo, sinceramente non ci sono mai riuscito. La cosa che più si avvicina è la similitudine con il marinaio. Si dice che il marinaio non rinuncerà mai al mare perché gli è entrato nel sangue, fa parte di lui. E l'aria è un fluido come l'acqua, e esattamente allo stesso modo ti entra dentro e non ti abbandona più. Figlio di un pilota di Aliante, ha ereditato dal papà l'amore per il volo, ma poi ha scelto questo sport. Ho deciso di fare un corso di paracadutismo, l'ambiente poi era molto più giovane, anche molto più divertente, ovviamente c'è una componente anche di adrenalina, di divertimento in tutto questo. E lì sono rimasto. Uno sport, dice, regolato e sicuro, tanti sogni e ancora tanti obiettivi. Partecipare al mondiale a fine agosto, speriamo di ottenere un piazzamento buono come è stato questo qui, e speriamo di poter organizzare il mondiale l'anno prossimo. C'è la volontà dell'aeroporto di portarlo in Italia. Ha una figlia che sembra aver ereditato a sua volta l'amore per il volo e ci racconta con emozione che cosa gli ha detto quando era piccola. Mi ha chiesto se le insegnerò, se potremmo volare assieme. Ho un video bellissimo in cui dice: allora papà, voleremo assieme? Faccio sì, andiamo assieme. Faccio: e poi cosa facciamo? Ci buttiamo assieme, però per manina. E con questo servizio si chiude la prima edizione dei nostri telegiornali. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Bentrovati al meteo di Antenna 3. Previsioni per sabato 23 giugno. Tempo ancora localmente instabile, ma soprattutto sui rilievi delle nostre regioni. Sul Veneto cielo poco o parzialmente nuvoloso un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio saranno possibili dei locali addensamenti sulle aree montuose, ma in genere senza precipitazioni associate. Temperature minime tra 11 e 17 gradi. Valori massimi tra 19 e 25 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, ampio soleggiamento sulla nostra regione con cielo al massimo poco nuvoloso, specie durante le ore pomeridiane. Non sono previsti fenomeni degni di nota. Temperature minime tra 12 e 13 gradi. Massime tra 22 e 24 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, sarà in prevalenza soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso al mattino e con locali addensamenti nel pomeriggio un po' su tutti i settori, ma in genere senza piogge associate. Temperature minime tra 10 e 15 gradi. Massime comprese tra 22 e 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.